Ciao, sono Elisa Filippi e vengo da Schio. Ciao, io sono Alif Mohammad e vengo sempre dall'ITS di Schio. Abbiamo fatto un'esperienza Erasmus di 2 mesi a Malta insieme, anche se le vite erano differenti. Io ero in un'azienda farmaceutica chiamata Actavis o Teva e mi occupavo della parte meccanica insieme ad altri tecnici. E invece tu? Io ho fatto sempre manutenzione di macchinari per packaging e cosmetici dell'azienda Rai Air Automation, che si occupa di automazione e manutenzione di macchinari. Ovviamente per me l'esperienza è stata solo che positiva dal punto di vista sia culturale che lavorativo. Dal punto di vista lavorativo ho potuto guardare anche altre cose rispetto a quelle che guardo nella mia azienda di adesso, quindi posso solo che essere contenta. Invece dal punto di vista culturale mi sono portata a casa tantissimi amici, tantissime belle esperienze e penso anche tu. Io invece ho impiegato le mie conoscenze in inglese, soprattutto per quanto riguarda le attrezzature, è anche una cultura differente rispetto a quella italiana. Mi sono trovato bene a fare l'Erasmus, lo consiglio a tutti vivamente di farlo e secondo me dovrebbe essere anche obbligatorio farlo. Sì, sono d'accordo.